Paura a Belluno, il consigliere di opposizione Bruno Longo aggredito a pugni e con un coltello davanti ad un bar. L'uomo ferito ma vivo, arrestato l'aggressore, un cittadino croato, indagini sui motivi del gesto. Udienza per il crack Veneto Banca, fuori dal tribunale di Treviso la rabbia di un centinaio di risparmiatori, sputi e insulti all'ex presidente del CDA Lanza. Rebus governo, secondo giorno di consultazioni a Roma per la Presidente del Senato Casellati. Salvini invita Di Maio ad un tavolo, ore febbrili per far cadere i veti. L'ira del governatore per i fondi statali da 850 milioni di euro, dai quali sono rimasti fuori molti comuni virtuosi del nord-est. Scandaloso attaccazzai e qualche primo cittadino provoca, conviene andare in bancarotta. Spinea si divide sul caso dell'ex parroco giocatosi i soldi della sua chiesa al casinò. L'uomo è sparito da tempo per curare la sua ludopatia. Presentata stamane a Trento la 91esima adunata nazionale degli alpini, dall'11 al 13 maggio la grande festa con le penne nere. Domani la 12 ore per Sammy Basso, una maratona speciale sul tapis roulant con tanti nomi dello sport per aiutare la ricerca contro la malattia dell'invecchiamento precoce. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la cronaca con quanto accaduto oggi in centro a Belluno, un'aggressione al Bardenic, ad essere aggredito, accoltellato e picchiato un consigliere comunale d'opposizione, Bruno Longo. L'uomo è stato colpito al volto e al braccio da uno straniero, poi fermato dalla polizia. La cronaca di quanto accaduto nel nostro servizio d'apertura. Poche parole, poi l'aggressore straniero ha tirato fuori un coltello e si è avventato contro il consigliere comunale di opposizione Bruno Longo. È accaduto in via Vittorio Veneto, nei pressi di Piazza della Resistenza a Baldenic. Tutto è accaduto in un attimo, il politico è stato prima raggiunto dall'uomo. Poche parole, poi l'aggressore straniero ha tirato fuori un coltello e si è avventato contro il consigliere comunale di opposizione Bruno Longo. È accaduto in via Vittorio Veneto, nei pressi di Piazza della Resistenza a Baldenic. Tutto è accaduto in un attimo, il politico è stato prima raggiunto dall'uomo che ha detto qualche parola, poi gli ha sferrato un pugno al volto spaccandogli il labbro. L'aggressore, un cittadino croato, ha quindi estratto un coltello e si è lanciato contro il consigliere comunale colpendolo ad un braccio. Immediatamente è stata chiamata la questura. A quell'ora, intorno all'1, la strada era piena di gente e di testimoni hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenute in forze le volanti. L'aggressore è stato circondato e bloccato. L'uomo ha tentato di minacciare anche gli agenti che lo hanno immobilizzato e portato via. Immediata la solidarietà del sindaco di Belluno. Piena solidarietà a Bruno Longo, il nostro consigliere comunale, che ci auguriamo di rivedere in consiglio al più presto e soprattutto in splendida forma. Io non conosco le motivazioni di questo gesto, sono certo comunque che sia un gesto assolutamente inaccettabile, non lo accetto come sindaco della città di Belluno e non lo accetto soprattutto come cittadino della città di Belluno, città che non è violenta, una città che non è abituata a questi gesti e non li accetterà mai. Bruno Longo, 65 anni, in pensione, è stato per anni titolare di un grosso negozio di ortofrutta a Belluno, poi la carriera politica. Si è candidato nelle ultime elezioni amministrative nella lista Belluno per tutti, capeggiata da Paolo Gamba, ed eletto in consiglio comunale nelle file della minoranza. Ho parlato con lui, ha spiegato Gamba, ma si trova ancora in pronto soccorso, sotto shock. Longo è stato trasportato a San Martino per essere medicato, la prognosi di 30 giorni. Secondo alcune testimonianze pare che il croato abbia parlato con Longo di una questione di denaro. Sono in corso indagini ovviamente per chiarire quanto accaduto ed il motivo dell'aggressione. Ci sono degli aggiornamenti, l'aggressore sarebbe una 53enne con problemi psichici, da 2 giorni era uscito dall'ospedale psichiatrico e da qualche tempo aveva puntato la sua attenzione proprio su Longo. I due sembra però che non si conoscessero, continuava a chiedergli i soldi, anche oggi l'aveva avvicinato mentre Longo si trovava in macchina. A quel punto aveva abbassato il finestrino per parlargli e l'uomo, il croato, gli aveva puntato un coltello contro per difendersi, ha alzato il braccio ed è per questo che è stato colpito all'avambraccio. Un negoziatore poi è intervenuto ed è riuscito a fare in modo che l'uomo, che il cittadino croato, lasciasse il coltello. Adesso le ipotesi di reato sono tentato omicidio, oltraggio a pubblico ufficiale e minacce. Le indagini sono condotte dalle volanti guidate dal capo, dal dirigente Natalicchio. Naturalmente se ci saranno ulteriori aggiornamenti ve li daremo nel corso del nostro telegiornale. Andiamo avanti per parlare del crack Veneto Banca. Oggi prima udienza in tribunale a Treviso.
Treviso, mentre al terzo piano in aula si discutevano le richieste della Procura, davanti al Tribunale andava in scena la manifestazione di un centinaio di risparmiatori. Solo all'uscita dell'ex presidente del CDA Lanza ci sono stati attimi di tensione, allora vediamo la cronaca di questa lunga mattinata. Sono passate da pochi minuti le 11, dal Palazzo di Giustizia di Treviso, dove si è appena conclusa l'udienza per il crack di Veneto Banca, esce l'ex presidente del CDA della Popolare, Massimo Lanza. Nei suoi confronti prima un ironico applauso, poi la disperazione dei risparmiatori prende sopravvento e volano insulti e sputi. Sarà questo l'unico momento di tensione di una lunga mattinata iniziata alle 9, quando un centinaio di persone si è dato appuntamento davanti al Tribunale. Niente fischietti o cori di protesta, a parlare striscioni e cartelli e poi i volti e le storie di chi da questa vicenda ha perso tutto. Mia mamma tanti anni di Svizzera, tanti anni di duro lavoro, si è vista azzerare i suoi risparmi, è inaccettabile. Siamo tutti a terra perché veramente ci hanno portato via tutto. Uno soldi che avete messo via con un obiettivo di essere tranquilli. Di avere una vecchiaia serena, la nostra serenità dove è andata? Avevamo messo risparmio anche per il nostro futuro di vecchiaia e questo non è stato possibile. Più tardi viene organizzata una sorta di flash mob, tutti a terra, prima seduti, poi distesi. Presenti anche l'ex sindaco di Spresiano Riccardo Missiato e l'attuale primo cittadino di Cornuda Claudio Sartoni. Esserci per testimoniare, dobbiamo essere responsabili dei nostri risparmi come cittadini perché ci hanno rubato anche la dignità. La mia comunità ha perso 32 milioni complessivamente, però le vicende che io ho sentito, le storie di tanti risparmiatori, è chiaro che hanno richiamato la mia attenzione. Tra l'altro sono un piccolo risparmiatore anch'io. Le notizie che arrivano dal Palazzo di Giustizia non sono quelle sperate. Per questi e altri risparmiatori bisognerà ancora aspettare, ma loro non si fermano, pronti a tornare a manifestare. Questa dunque è la cronaca di quanto accaduto fuori dal Tribunale. Dentro invece la proposta della Procura di riconoscere lo stato di insolvenza di Veneto Banca al momento della liquidazione. Tutto rinviato, il giudice Antonello Fabro si è riservato di decidere. La vicenda del crack Veneto Banca entra in aula al Tribunale di Treviso. Alle 9:30, terzo piano l'udienza, sul tavolo la richiesta della Procura di dichiarare lo stato di insolvenza dell'istituto al momento della liquidazione del giugno dell'anno scorso. Se questo venisse accettato potrebbe di fatto aprire il processo per la bancarotta e allontanare lo spettro della prescrizione che spaventa tanto i risparmiatori. Ma l'ipotesi di insolvenza viene respinta sia dall'ultimo consiglio di amministrazione presieduto da Massimo Lanza, oggi in aula, sia dai liquidatori. Nella memoria redatta infatti si sostiene che al 25 giugno 2017 la banca era in crisi ma non poteva definirsi insolvente. Punti diversi che dovranno ora essere valutati dal giudice. Una decisione, la sua, che non sorprende l'avvocato Luigi Fadalti, rappresentante di diversi risparmiatori, oggi rimasto fuori dall'aula. Il Tribunale, su istanza dei commissari liquidatori e delle difese delle persone convocate, ha ritenuto di escludere la partecipazione mia in rappresentanza di alcuni soci della banca. A me risulta che il pubblico ministero abbia insistito nella richiesta di declaratoria dello stato di insolvenza e soltanto in via subordinata, abbia formulato istanza per l'espletamento di una perizia. Posso ritenere che il Tribunale disporrà la perizia, mi sembrerebbe una soluzione assolutamente di buon senso. Perizia che dovrà accertare che cosa, avvocato? Che dovrà accertare sia la data della liquidazione coatta amministrativa, cioè al 25 giugno del 2017, la banca era o meno in condizione di assolvere con mezzi ordinari le proprie obbligazioni. Intanto non è stata ancora fissata la data della prossima udienza. Ho anche motivo di ritenere che il pubblico ministero formulerà, per quanto riguarda il procedimento pervenuto da Roma, la richiesta di rinvio a giudizio prima del periodo di sospensione feriale, quindi entro il mese di luglio. La cronaca, torniamo alla cronaca, ad un anno quasi dall'omicidio di Mauro Pretto a Zovencedo, ora arrivano i RIS.
Zovencedo, omicidio Pretto, i carabinieri giocano la carta del RIS di Parma. Sono arrivati in mattinata i carabinieri del RIS all'abitazione di Mauro Pretto, il solitario burbero ecologista ucciso con un colpo di fucile il 13 maggio dell'anno scorso. L'uomo abitava in un casolare seminascosto dalla vegetazione sui colli iberici, defilato rispetto a alcune abitazioni della zona. Da quella tragica notte i carabinieri hanno sentito decine di persone, quasi un centinaio di possessori di fucili da caccia controllati, ipotizzato moventi e seguito piste. L'arrivo del RIS potrebbe significare forse che qualcosa si sta muovendo. I militari hanno utilizzato strumentazioni per rilievi specifici, come uno scanner che potrebbe stabilire la statura del killer, l'altezza da dove è partito il colpo per uccidere Mauro Pretto. Rilevazioni che ci chiediamo possano significare che vi siano riscontri da effettuare su qualche sospetto. Rimangono ancora due le ipotesi sulle cause dell'omicidio, o un alterco finito in tragedia o una ruggine del passato regolata a pallettoni. La politica nazionale adesso, dopo la fumata nera, ieri nel primo giorno di consultazioni con centrodestra e Movimento 5 Stelle per la Presidente del Senato Casellati, oggi secondo tentativo per creare un nuovo governo. Il secondo giorno di consultazioni per la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ieri aveva ricevuto dal Presidente della Repubblica il mandato esplorativo per valutare se sia possibile un governo centrodestra e Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio i primi ad entrare a Palazzo Giustiniani alle 14:30 Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Quest'ultimo, al termine dell'incontro, appare fiducioso, lascia trapelare che vi possono essere novità, segnali di apertura dal Movimento 5 Stelle. Se oggi si parte è una bella giornata. Avete segnali in questo senso? Sì, si può costruire qualcosa, finalmente. Movimento 5 Stelle che per voce del suo leader Luigi Di Maio ieri al termine del primo giro di consultazioni aveva ribadito il no a un governo con Forza Italia. Veto nuovamente respinto al mittente dal leader del Carroccio Salvini, che oggi però auspica un cambio di rotta dei pentastellati. Confidiamo nel fatto che anche i 5 Stelle vogliano un governo che rappresenti il voto degli italiani. Intanto lo stesso Salvini, spiegando di aver parlato durante l'incontro con la Presidente Casellati dei punti in programma del centrodestra e non di nomi, ribadisce il suo no a un governo con il PD. A tutto quello che sta a cuore, a noi e ai 5 Stelle. Riteniamo improponibile un governo con chi ha perso. Adesso invece la politica locale verso le amministrative di giugno. Il candidato sindaco di Forza Italia di Vicenza, Matteo Tosetto, spiega il progetto centrista del partito e ribadisce la corsa in solitaria, ma Francesco Rucco lo provoca: unitevi a noi subito, perché aspettare il ballottaggio. Forza Italia voleva isolarlo e invece è rimasta isolata. Ora è Francesco Rucco il candidato di centrodestra. Poi c'è Fabio Mantovani, che è entrato in politica come in un brutto sogno. Una notte agitata da critiche, solitudini, senso di abbandono. Si è risvegliato il 17 aprile quando ha dato le dimissioni con un sospiro di sollievo. Ora è tutto finito. Sono affari suoi di Matteo Tosetto, il segretario provinciale che subentra come alfiere di Forza Italia nella corsa per la poltrona di sindaco di Vicenza. Forza Italia mi ha chiesto di candidarmi a sindaco, io ho accettato ovviamente per spirito di servizio, ma sono anche convinto che Forza Italia a Vicenza possa dare un suo contributo importante per un nuovo progetto politico-amministrativo per questa città. Un nuovo progetto per questa città. Matteo Tosetto ora deve sgomitare a destra e a sinistra per trovare spazio e così si colloca esattamente in mezzo, né centrosinistra né centrodestra, ma centro-centro. Noi pensiamo di presentare un programma che non sia né di sinistra né di destra, proprio perché i due candidati sindaco ad oggi presenti esprimono queste ideologie e questo progetto. E così a Vicenza Forza Italia scopre di non essere più un partito di centrodestra. Ovviamente senza Forza Italia non esiste un centrodestra, quindi noi rappresentiamo il centro e la destra la lasciamo a qualcun altro. Non esiste un centrodestra? Beh, per Forza Italia sarà dura convincerne non solo i suoi elettori, ma anche molti pezzi da 90 del partito. L'ex sindaco di Vicenza, Enrico Hulvec, aveva già espresso la sua stima per Francesco Rucco e la stessa Elena Donazzan potrebbe seguire il candidato delle liste civiche. Insomma, questa Forza Italia di centro-centro rischia di spaccarsi. E attenzione, perché l'operazione di collocarsi più a sinistra di Lega, Fratelli d'Italia, ma
anche del popolo della famiglia e di noi con l'Italia è pericolosa, perché più a sinistra c'è appunto il centro-sinistra. Così torna il sospetto di un patto del Nazareno in chiave vicentina, con Forza Italia che al ballottaggio dal centro-centro potrebbe sporgersi, scivolando dalla parte di Otello Dalla Rosa. Ma sarebbe un patto del Nazareno locale che gli elettori secondo me non capirebbero, proprio per la condotta e l'attività politica e amministrativa svolta in questi anni contro il centro-sinistra. A quel punto credo che gli elettori chiederebbero spiegazioni al partito di Forza Italia. Ci piacerebbe che Forza Italia condividesse con noi questo percorso e sposasse quindi un appoggio del primo turno, che sarebbe la cosa più logica. Un secondo turno avrebbe poco senso anche da parte loro, visto che il veto al primo turno c'è stato, perché mantenere poi una condotta diversa al secondo turno, tanto vale arrivare al primo turno con noi. Dalle amministrative di Vicenza a quelle di Treviso, con il segretario provinciale della Lega, nonché neoparlamentare Dimitri Coin, che conferma che il patto di centrodestra per Treviso non ha cedimenti. Ora bisogna guardare ai temi, sottolinea il neodeputato, che il giorno di Pasqua ha subito il secondo furto nella sua casa in centro città. Il tema della sicurezza credo sia una cosa che da tenere ben presente e ben ferma, perché la sensazione, la percezione della minor sicurezza in questi anni nei cittadini è aumentata. Spazio ai temi pratici e meno ai balletti politici, l'indicazione del segretario provinciale della Lega Trevigiana ai suoi candidati per Cassugana, soprattutto dopo aver subito nel giorno di Pasqua il secondo furto in casa, anche se di modesta entità. Un atto che mette in luce come il centro di Treviso non sia sicuro e come si debba archiviare per cementata l'alleanza del centrodestra. L'accordo è saldo anche a Roma e quindi tanto più è saldo a Treviso. Gli accordi restano saldi, dai rapporti interpersonali che ci sono a Treviso sono assolutamente importanti, forti e chiari e vanno avanti da anni, che non c'è nessun motivo per pensare che a Treviso l'accordo possa essere rotto. Ora bisogna concentrarsi sui temi, che poi sono ciò che veramente chiedono gli elettori, e tra le indicazioni al candidato Mario Conte non poteva mancare, per chi vive in centro, il tema del futuro sulle zone a traffico limitato. La ZTL è un qualcosa che deve andare di pari passo anche con un piano di parcheggi, cosa che attualmente l'amministrazione Malindo non ha fatto e che sarà di assoluta attenzione per la prossima. Perché, sottolineano in Lega, l'accordo del centrodestra cementa ad oggi almeno 3 punti di vantaggio di Mario Conte su Giovanni Manildo. Come dire, se non nel primo turno, Cassugana è sempre più vicina al K3. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Bentornati in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Monteforte Irpino ha preso 5 milioni di euro dallo Stato per mettere a posto le scuole e ha un bilancio in rosso per 11 milioni. Il comune di Quarto a Napoli, con un bilancio in deficit di 32 milioni di euro, avrà da Roma 3 milioni per scuole e strade. Merito questo della legge di bilancio 2018 che fa indignare i comuni con i conti a posto e infuriare il governatore del Veneto Zaia. Lo Stato finanzia 850 milioni nei prossimi 3 anni per la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e lo fa per i comuni italiani che non hanno beneficiato del bando periferie. Non solo, i piccoli comuni potranno contare a partire da quest'anno su un contributo di 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insegnamento di nuove attività produttive. Un'ottima notizia quindi per i nostri territori? Per il sindaco di Santa Lucia decisamente no. Purtroppo il paradosso in questo Stato nemico dei comuni virtuosi è che sono stati finanziati tutti i comuni che hanno il bilancio in disavanzo, cioè chi in perdita ha preso dei soldi per mettere in sicurezza le proprie scuole, i propri edifici. Una notizia che ha fatto sussultare anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha sottolineato come di questi finanziamenti non arrivi un euro ai comuni non solo del Veneto ma di tutto il nord-est. Svista sulla bozza di legge di bilancio del Ministero dell'Economia o volontà di recuperare elettoralmente zone perdute lo scorso 4 marzo? Intanto il governatore sta già sollecitando i parlamentari veneti perché questa norma non venga approvata in aula, avvallando di fatto il principio che vince chi sperpera. C'è un comune, Monteforte Irpino, ha un disavanzo di 11 milioni, ha preso 5 milioni di euro per mettere a posto le scuole.
quarto Napoli, 32 milioni di disavanzo, anche questo ha preso 3 milioni di euro. In Italia lo Stato, che è pieno di debiti, premia i comuni che hanno i debiti e castiga invece i comuni che hanno l'avanzo di amministrazione, che sono in pareggio, che sono amministrati bene. Non si può andare avanti così con questa gentaglia che ci rende veramente la vita impossibile. Noi diventiamo matti a rispettare le regole, facciamo i salti mortali per far quadrare i conti, trovare le risorse, dare dei servizi, mettere in sicurezza le scuole, e poi si crea il precedente che vengono premiati tutti questi comuni, tutti i comuni premiati sono in disavanzo, una roba vergognosa. Buona parte della cittadinanza di Spinea è solidale nei confronti di Don Flavio Gobbo in cura per ludopatia. Nessuno, dicono i cittadini, può giudicare le debolezze umane. La verità sulla misteriosa sparizione di Don Flavio Gobbo, parroco di San Vito e Modesto a Spinea, è arrivata dopo circa 2 anni di dubbi, illazioni e voci circolate tra i compaesani in modo incontrollato. A fare chiarezza sulla vicenda una nota della diocesi di Treviso. Il sacerdote si è sottoposto da mesi a un impegnativo programma terapeutico in un centro specializzato nella cura delle ludopatie. L'ingente somma scomparsa dalle casse diocesane, si parla di circa 300.000 euro, sarebbe quindi finita nelle pance delle macchinette mangiasoldi. Una brutta storia per cui il sacerdote ha patteggiato una pena di 2 anni impegnandosi a restituire parte del denaro. Il paese si divide tra l'umana pietà per una patologia molto più diffusa di quanto si pensi e chi punta il dito contro il comportamento del parroco. Se è vero che un prete ha fatto una cosa del genere, credo che sia un po' vergognoso. Una persona che fa una certa scelta è come una madre, un padre di famiglia che lasciasse la famiglia oppure sperpera il denaro per delle cose del genere. È una vergogna assoluta. Penso che comunque siano persone umane, certo non dovrebbero cascare su cose del genere, però insomma sono persone umane anche loro e possono sbagliare come possiamo sbagliare tutti quanti noi. Uno quando si mette a fare il parroco penso che abbia anche una cultura, un modo di pensare e sia proprio per la gente che dia un bel esempio, ma questo non è un bel esempio. Purtroppo siamo tutti esseri umani alla fine, può succedere o non succedere, un momento di debolezza o altro che viene avanti. Non posso giudicare una persona per quello che fa o cosa. Cambiamo argomento. Presentata stamane a Trento la 91esima adunata nazionale degli alpini. Dall'11 al 13 maggio la grande festa con le penne nere che vedrà protagonisti territori storici e importanti per ricordare anche e soprattutto gli eventi della Grande Guerra. Una macchina organizzativa che si è messa in moto da tempo e che ormai vede tutti gli ingranaggi pronti a partire tra meno di un mese con una grande festa che porterà migliaia di persone a Trento. Ed ora la maratona di solidarietà per combattere la malattia dell'invecchiamento precoce. Ciao a tutti amici di Rete Veneta e Antena 3. Venerdì 20 aprile a Nervesa della Battaglia ci sarà una maratona benefica dove Lele Cesconetto correrà per ben 12 ore in favore della IPROSAM, cioè dell'Associazione Italiana Progeria Sammi Basso. È una malattia che non è ricerca, quindi ci sono 140 casi nel mondo, solo 4 in Italia. È la progeria, ovvero la malattia dell'invecchiamento precoce, e uno dei 4 casi italiani è Sammy Basso, che oggi ha 22 anni, o meglio il suo cervello è di un 22enne, ma il suo corpo no. Fino a qualche anno fa la vita media di chi nasceva con questo difetto nel DNA, perché è una malattia genetica, terminava il suo percorso terreno a 13 anni. Poi la ricerca ha fatto passi in avanti e Sammy Basso di Tezze sul Brenta è diventato il simbolo di questa lotta che si combatte in laboratorio. Un giovane vecchio che si sta laureando in microbiologia molecolare per specializzarsi nella sua malattia. Una scelta non tanto per sé quanto per gli altri. E questo fa sì che potranno beneficiare le persone più avanti di questa cosa che sta studiando, praticamente del DNA. In questo percorso Sammy ha incontrato il sostegno di tanti come Marco Varisco, che hanno organizzato eventi per finanziare la ricerca genetica. E domani sera anche il Giro d'Italia sosterrà la corsa di Sammy verso la vittoria sulla progeria, perché la corsa di Nervesa è in abbinata con la tappa del centenario. Alle 20 ci sarà un piccolo incontro, sarò presente io dove spiegherò appunto dove andranno i fondi raccolti, e sarà presente anche Cristian Ghedina, Marco Mordente e Igor Cassina. È una bellissima iniziativa e consiglio veramente a tutti di esserci. Dunque vi aspetto. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento. Prosegue il dominio dell'anticiclone Apollo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 20 aprile. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione regalerà una giornata caratterizzata dal sole. Su tutti i settori, infatti, il cielo si presenterà limpido con copertura nuvolosa del tutto assente. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori massimi invece in aumento tra 24 e 27 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, anche qui sarà ampiamente soleggiato con il cielo che sarà sereno o al massimo poco velato sui settori alpini, non sono attese piogge. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12 gradi, i valori massimi invece risulteranno abbastanza caldi, compresi tra 24 e 27 gradi. E l'alta pressione Apollo dominerà anche il territorio del Trentino Alto Adige, tutto sole sulla nostra regione. Sin dal mattino il cielo si presenterà sereno ovunque, solo con qualche velatura sui settori alpini di confine. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori massimi sui 27 gradi ma con punte di 30 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.